Complimenti, mister. Grazie. Ma i complimenti bisogna fare ai ragazzi, sono stati favolosi tutto l'anno e oggi hanno dimostrato che siamo la squadra più forte, più unita di tutte quante. Non c'è più voce, mi dispiace. Oggi è una bella partita per voi. Bellissima, contro una bravissima squadra che meritava quanto noi. Faccio i complimenti al Merello, tutto il Merello, perché se sono arrivato a questo punto anche merito loro. Viva la sportività. Sì, sì, viva la sportività, peccato è andata così. Sicuramente nell'arco dell'anno probabilmente hanno meritato più loro. Noi siamo giovani, dobbiamo crescere, è già buono essere qua oggi. Se un mese e mezzo fa ci chiedevano oggi dove eravamo, probabilmente no, pensavamo di essere ancora a fare i playoff, invece siamo qua, bene così. Il complessivo dell'anno è stato, ce la siamo sudata, ce la siamo andati a guadagnare e ci godiamo comunque la vittoria di un campionato. Diamo atto a loro che non hanno mai mollato, sono sempre stati lì e a noi che gli abbiamo dato filo da torcere fino all'ultima giornata, fino a oggi. Capitano, abbiamo alzato la coppa. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ci siamo complicati la vita all'ultima giornata di campionato col Marina Giulia, però è stato più bello vincerla oggi, in questo modo. Avete dato più spettacolo. Esatto, c'era anche un bel pubblico, quindi meglio così. Che effetto fa avere una coppa così in mano? Ma sicuramente è un bellissimo effetto, cioè noi siamo nati 5 anni fa e diciamo che raggiungere questo obiettivo era impensabile all'inizio. Abbiamo lavorato e siamo cresciuti come società e passo dopo passo abbiamo raggiunto questo grande traguardo tutti insieme. Qua i festeggiamenti continuano. Ma assolutamente sì, è giusto festeggiare perché abbiamo faticato un anno intero, ma alla fine siamo stati premiati anche per i nostri sforzi, perché comunque al campo eravamo sempre tutti presenti, sia anche venerdì che con la Grandi eravamo tutti presenti, quindi è un giusto premio e ora è giusto festeggiare.